Cartello Black Friday immesso, le speranze sono quelle di incassare qualcosa se fanno rolla a un mese dal Natale. Allora, il Black Friday è sempre un'occasione per noi come per il cliente, quindi quest'anno sono anche contento che non siamo intervenuti come associazione per organizzare un Black Friday, ho visto che l'hanno fatto tutti di loro spontanea volontà, da Black Friday addirittura si passa a Black Week. Quindi una settimana a partire da oggi. Ma qualcuno ha già iniziato qualche giorno fa, diciamo che ognuno lega un pochino i giorni alle proprie necessità, quindi ci sono dei Black Friday già iniziati, altri che finiranno magari domenica. Acquisti in risalita per via degli sconti 50 che 70% in alcuni casi, però dall'altro lato il punto interrogativo per dicembre. Punto interrogativo per dicembre, per gennaio, per febbraio, per marzo, i punti interrogativi ci saranno sempre, il commercio vive di punti interrogativi, in questo periodo di crisi non sarà facile né proporre le vendite né per le persone fare acquisti, quindi sarà un do to death, nel senso il commerciante e il cliente dovranno trovare quell'intesa che è necessaria nei nostri centri commerciali naturali e cercare di proporre al miglior prezzo le cose che servono poi alla fine. Chi ne approfitta oggi per fare gli acquisti di Natale e non magari acquisti personali che servono nell'immediato, non comprerà, poi diserterà dal 1 dicembre in avanti. Questo lo si sa, fa parte del gioco. A Natale magari ci saranno altri che faranno regali, ritardatari. Cioè, oggi come oggi dobbiamo essere molto onesti con noi stessi. Chi si organizza magari compra anche 6 mesi prima, sia nei negozi che su internet. Non voglio fare una distinzione tra online e non online. Se una persona trova un'offerta magari a giugno e dice ma questi me li compro per Natale, bravo per lui, cioè ben per lui. Quindi c'è chi fa gli acquisti anche mesi fa tranquillamente online. Sì, ci sono persone che fanno preventivano anche, che ne so, compleanni, Natali, feste, quando trovano delle cose interessanti acquistano e lì ovviamente è bravo il cliente che trova le giuste offerte. E restate danneggiati voi però. Ma no, perché alla fine dei conti il cliente compra sempre da noi, quindi che compri a luglio, che compri a dicembre è sempre un acquistare. Però per chi preferisce l'online. Chi preferisce l'online, molti negozi si adeguano e fanno anche l'online. Molti dei nostri colleghi, anche negozi storici, si stanno adeguando a fare l'online, che è comunque un'importante vetrina, anche se magari non si vende grandi quantità nell'online, però comunque è un'importante vetrina. In una battuta poi c'è anche un altro caso. Vari negozi, ex negozi, serrande abbassate, affitto, però ancora tutto fermo. Poca fiducia, pochi soldi. No, allora partiamo da un presupposto, non è che uno abbassa, magari un negozio storico, un proprietario abbassa nuove serrande, ci sono dei tempi tecnici da qui a trovare un affittuario, non è facile trovare un negozio a cui affittare, ci sono delle difficoltà oggettive, paura anche delle stecche nei pagamenti, quindi si cercano negozi affittuari affidabili, persone che hanno ovviamente delle referenze tra virgolette. Spesso si tende ad affittare, come è già stato detto in un altro articolo, a negozi diretti, a negozi di grandi aziende che apparentemente sono o sembrano più affidabili. Quindi, c'è più solidità in Sardegna oppure fuori? Diciamo che la solidità è ovvio che c'è più nelle grandi aziende, anche se poi quelle decidono comunque di chiudere da un giorno all'altro e ti possono lasciare il locale sfitto da oggi a domani. Vabbè, Black Friday, buste piene per chi può permetterselo, Paolo Angius, però lei lo dice chiaramente, è impossibile vivere sempre di sconti per i negozi. Sì, beh, è evidente, un'azienda sana deve ovviamente marginare e per marginare non può vendere tutto l'anno con gli sconti. Quindi il consiglio che un commerciante fa al proprio cliente: prima di fare gli acquisti verificate sempre il prezzo originale e verificate che lo sconto sia vero. Quindi la cosa più importante è andare sempre nei negozi che si conoscono. Ecco, però molti negozi a Cagliari sono sempre in sconto, almeno su una serie di prodotti.
Allora, questa è la politica aziendale di ogni azienda dove io non posso entrare. È evidente che bisogna stare molto attenti e verificare se effettivamente quello sconto è uno sconto reale, come dicevo prima, oppure no. Io mi auguro che i colleghi facciano degli sconti veri. Ripeto, però è anche altrettanto vero che è tanto difficile poter vendere le merci tutto l'anno sotto costo, perché sennò questa azienda di che cosa vivrebbe? Ecco, e lei da presidente onorario di Strada Facendo se l'è chiesto, si è dato una risposta? Le dico, oggi c'è un modo diffuso di fare marketing. Molte aziende lavorano in maniera aggressiva facendo, come dicevo prima, sconti tutto l'anno, ma è evidente che questi sconti hanno comunque all'interno una loro marginalità, perché se no non potrebbero vivere le imprese. Quindi tirando le somme sconti farlocchi? No, o sì, o in parte? Allora, ci sono moltissime aziende serie che fanno sconti seri, ci sono talune aziende che invece vivono facendo sconti. Io diffiderei di quelle.